Siamo arrivati in cella campanaria. Abbiamo 6 campane in scala dorica di Re 3 calante, elettrificate a battaglio cadente dalla Giacometti di Legnaro in provincia di Padova. Sono state fuse da fonditori ed epoche diverse. Questa è la campana grande che è stata fusa dalla fonderia De Poli di Vittorio Veneto nel 1878. Ha un diametro di 130 cm e pesa 1300 kg. La nota è un Re 3 calante. Lo faccio sentire poco poco. Poi la seconda, che è stata fusa nel 1828 da Canciani Veneti. Ha un diametro di 113 cm e pesa 800 kg. La nota è un Mi 3 calante. Grazie. Poi la terza, che è stata fusa anch'essa nel 1828 da Canciani Veneti. Ha un diametro di 102 cm e pesa 600 kg. La nota è un Fa 3 calante. Grazie. Poi la quarta, che è questa qua al centro, è stata fusa nel 1824 sempre da Canciani Veneti. Ha un diametro di 97 cm e pesa 540 kg. La nota è un Sol 3 calante. Ovviamente le tre piccole non si possono rintoccare perché sono molto in alto. Poi la quinta, che è chiamata Francesca, è stata fusa nel 1845 da Canziani e Bazzo di Venezia. Ha un diametro di 84 cm e pesa 330 kg. La nota è un La 3 calante. E infine la sesta, che è la più recente di tutte. È stata fusa da De Poli di Vittorio Veneto nel 2008. Ha un diametro di 73 cm e pesa 220 kg. La nota è un Si 3 calante. E questi sono in breve i dati di fusione delle campane. E maggiori informazioni le potete trovare anche qua sotto in descrizione. Ora vediamo i panorami partendo dal lato nord, questo qua, dove si può vedere intanto la bellissima città di Chioggia. Siamo nel centro storico, diciamo così. Esatto, siamo anche in compagnia di Jordis04. Salve. Ecco, e questa qua, allora intanto i nomi di tutte le chiese di Chioggia ancora non li so, ma Te so... dico io qua. Ok, grazie. Questa qui, in quella bianco, campanile bianco è San Francesco. Poi questa qua ovviamente la conosciamo tutti, la ormai arcistranota chiesa di San Giacomo, A fianco ci sono i Filippini. chiamati così perché sarebbe il nome completo di Maria Santissima e San Filippo Neri. Esatto, poi vediamo il municipio che ha 2 torrette con 2 campane di cui in una delle 2 torri c'è la campana grande che batte le ore e dall'altra torretta c'è la piccola che batte i quarti. E poi là in fondo c'è il campanile di Sant'Andrea
4 campane, Esatto. di Canciani Veneti 1901. Esatto. 1901. Poi dietro San Giacomo, San Domenico. quella chiesa là è San Domenico. È lo stesso parroco di Sant'Andrea, visto che la messa festiva la fanno solo alle 9 di mattina. Poi c'è quel campanile con la cella bianca e il fusto marrone che non so che campanile Sinceramente non so neanche io, dopo guardo. Dimittetelo dopo, te lo dico dopo. Ok, grazie. Poi in fondo si vede Sottomarina, che è frazione di Chioggia. Marina è di là, dall'altra parte sotto Marina. Ah, eccola qua, Sta Sottomarina. Si vede anche la chiesa lì, San Martino. San Martino, ecco.